corso in questo momento sul Piave a Fagarè le ricerche di 2 giovani trascinati via dalla corrente. Sono spariti in acqua a dare l'allarme altri ragazzi che erano con loro. Caldo africano e assenza di pioggia, allarme rosso per la siccità, vertice tra i ministeri e le regioni chiedono che venga dichiarato lo stato di emergenza. Ambi Veneto dice non ci sarà acqua per tutti, si valutano ordinanze per il razionamento. Deve avere il massimo della pena, sdegno e rabbia a Roncade, il paese d'origine del 36enne che ieri a Mestre, a volante, drogato, travolto sul marciapiede, ha ucciso un 25enne del Mali in bici. L'uomo aveva un passato di calciatore in categorie minori nella Marca. Caccia ai banditi che hanno narcotizzato e derubato un 80enne nella sua villa di Via Montello a Treviso, spariti 35.000 euro in gioielli. Arrestato dai carabinieri di Treviso un 54enne accusato di una serie di truffe e anche per ricettazione, percepiva reddito di cittadinanza. L'azienda tessile intestata gestita da un imprenditore cinese sequestrata dalle fiamme gialle ad Altivole, trovate 4 tonnellate di rifiuti speciali, 2 lavoratori in nero. Continua il boom di contagi in tutto il Veneto e nella Marca, la cosiddetta ondata estiva. L'immunologo dice effetto inevitabile dell'allentamento di protezioni e restrizioni. Polemico l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave che racconta: stanno togliendo dal municipio le bandiere della Serenissima, ora le do in regalo. Il primo cittadino Fantinel smentisce, l'unica bandiera tolta è quella della Catalogna. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque l'avete sentito dai titoli, c'è un allarme in questo momento sul Piave a Fagarè di San Biagio di Callalta. Sul posto scusate, si trovano i carabinieri e i vigili del fuoco per cercare 2 giovani che, stando alle testimonianze di alcuni altri giovani che si trovavano appunto a Fagarè nella zona del Piave per il classico bagno ormai estivo sul Piave, avrebbero visto questi 2 ragazzi sparire nelle acque del fiume trascinati dalla corrente. Dunque sono in corso in questo momento le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco e fra poco ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato dalla zona di Fagarè di San Biagio di Callalta proprio per avere qualche aggiornamento di questa drammatica notizia. Purtroppo tante volte abbiamo raccontato di questo tipo di incidenti sul Piave appena iniziata l'estate. Allora staremo a vedere cosa accadrà nel corso del nostro telegiornale e vi aggiorneremo su questa tremenda notizia. Intanto sul fronte dell'acqua c'è però il paradosso della siccità e allora vi facciamo rivedere il sondaggio lanciato nel corso dei nostri telegiornali e che riguarda l'incubo della siccità. Vi chiediamo pronti a razionare l'acqua? L'estrema razza è questa, ma ci siamo vicini a quanto pare. Sì, 0422 162 6691 oppure no, 0422 162 6690, come sempre la chiamata gratuita e se sentite il telefono occupato non preoccupatevi, la vostra scelta tra le 2 opzioni viene comunque registrata nel momento stesso in cui scegliete o l'una o l'altra delle opzioni. Come sempre il risultato questa sera a Ring, rivedrete nel corso del nostro telegiornale questo nostro sondaggio. Valutare la possibilità di ordinanze regionali per razionare l'acqua al nord, come il divieto di riempimento delle piscine e privilegiare l'uso dell'acqua per fabbisogni primari. È una delle ipotesi, a quanto si apprende da ambienti delle regioni, sul tavolo della Commissione delle politiche agricole della conferenza. Come sapete c'è un vertice proprio in queste ore del governo con i vari dicasteri proprio sulla siccità. L'intenzione dei governatori, sempre secondo quanto si apprende, sarebbe di chiedere in maniera compatta al governo lo stato di emergenza al nord. In alcuni territori ci sarebbero già accordi con le aziende energetiche per l'aumento della percentuale di uso di acque lacustri a scopi umani o agricoli, ma appunto si potrebbero valutare anche ordinanze per razionare l'acqua e addirittura il divieto di riempire le piscine che hanno da poco riaperto e che proprio in quest'estate stavano trovando un po' di ossigeno dopo 2 anni di chiusura delle pandemie. Vedremo se questa sarà la soluzione che verrà adottata nei prossimi giorni. Tutto questo per raccontare di una emergenza che è ormai da allarme rosso e anche Ambi Veneto dice fra poco non ci sarà più acqua per tutti. Non c'è acqua per tutti, anzi direi quasi per nessuno, perché in questi giorni parecchi fiumi sono veramente a secco. Non c'è più acqua e nei prossimi giorni ci sarà l'inevitabile roulette russa per decidere quali pezzamenti salvare e quali abbandonare alla distruzione dell'arsura.
Una situazione delicata quella dell'acqua in Veneto, e non solo vista dai consorzi di bonifica, ma soprattutto dal Ministero, con Patuanelli che conferma l'incontro di tutti i dicasteri coinvolti, agricoltura, ecologia, finanza, affari regionali, e sono proprio le regioni che chiederanno mercoledì al governo la dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa idrica e di mettere a disposizione risorse, anche nel PNRR, per creare nuovi invasi, ma anche per convincere i territori che tengono stretta l'acqua dei propri laghi ad aprire le condotte. Vediamo l'autorità di bacino se riesce così a definire un piano di rilascio anche per quanto riguarda il Corlo, che ci potrebbe così alleviare un pochettino la situazione, migliorare un po' la situazione per qualche giorno, però diciamo che comunque i paesi di montagna cercano di trattenersi l'acqua anche perché ha una valenza turistica. Certo che però noi sappiamo che c'è una norma che prevede una certa graduatoria per l'utilizzo dell'acqua, quindi potabile, per l'uso agricolo e poi per gli altri usi, quindi spero che ci si metta una mano sulla coscienza e si renda operativa una norma che è di buon senso. Veneto che sottolinea come già ad aprile sia stato lanciato l'allarme siccità ed ora si rischia di agire troppo tardi. Osservato speciale il Po, con il cuneo salino risalito di una ventina di chilometri fino oltre il ponte Lago Scuro. Dai gestori del grande fiume comunque è arrivata l'indicazione di proseguire con l'irrigazione, diminuendo però i prelievi del 20% per continuare a garantire l'afflusso di acqua anche al delta. Situazione ancora più critica per Adige e Brenta, dove si pensa dei mini mose pur di fermare la risalita del sale dal mare. Non era mai successo, però quest'anno l'acqua è pochissima e bisogna cercare di turnare le varie zone in modo che almeno in una piccola porzione del comprensorio ci sia la possibilità per 4-5 giorni di irrigare, ma già abbiamo capito che ci sarà difficoltà anche all'interno delle piccole zone che andiamo a turnare, quindi ci confronteremo con le associazioni di categoria per rendere noto la difficoltà che c'è e per capire se ci sono suggerimenti per migliorare il piano che abbiamo redatto, che abbiamo steso. Nella Marca il Consorzio Piave, forte dei risparmi idrici, conseguenza dei lavori già fatti per limitare gli sprechi, è convinto che l'acqua continuerà ad esserci per tutte le coltivazioni in zona. Lei ce la sente di garantire l'acqua per tutti gli agricoltori, un po' per tutti? Diciamo che ad oggi siamo in grado di garantirla, fino a quando non lo sappiamo, perché evidentemente il meteo non lo gestiamo noi. Speriamo che piova quanto prima, così riusciamo a garantire l'acqua a tutti. Proprio perché il meteo non lo gestite voi, siete più preoccupati della siccità di adesso o delle inondazioni di domani? La siccità di adesso in questa fase, per quel che riguarda il bacino del Piave, diciamo così, la stiamo gestendo. Quello che succederà un domani con i fortunali e con i temporali che possono arrivare, quello preoccupa moltissimo perché nessuno sa cosa succederà in quei casi. E intanto, parlando di fiumi, parliamo del Piave. Fra poco vi diremo un aggiornamento su quanto sta accadendo sul Piave. Questa mattina a San Fiore sono state inaugurate una serie di opere idrauliche per prevenire possibili allagamenti in zona. Presente l'assessore regionale Bottacin, che ha fatto un paragone con l'intervento previsto lungo il Piave a Ciano del Montello. Sapete la polemica in corso da tempo, e ha contestato in particolare il sindaco Marianella Tormena. Qualcuno dimentica che stiamo lavorando per la sicurezza dei cittadini, fa speculazioni che non condivido molto, facendo dichiarazioni addirittura false e alimentando un clima, e lo dico senza paura di smentire, di odio, perché sono stato anche aggredito. Parole pesanti, quelle di oggi dell'assessore regionale sul caso Piave e bacino di laminazione sulle Grave di Ciano. L'occasione è stata l'inaugurazione di una serie di opere per la prevenzione degli allagamenti tra i comuni di Codognè e San Fior. Una realizzazione seppur più piccola, ma molto simile a quella che è stata finanziata per il Piave. Nel piano di gestione rischio alluvioni è previsto che quell'opera vada fatta, è stato approvato dall'autorità di bacino recentemente e ci sono stati assegnati fondi per la progettazione. È ovvio che noi dobbiamo assegnarla alla progettazione, perché sennò sarebbe come il sindaco che riceve i soldi per sistemare la scuola dal punto di vista sismico, se non li spendesse e venisse un terremoto e poi morissero dei bambini, è chiaro che il sindaco sarebbe inadempiente. Ma qui siamo ben prima della progettazione, sottolinea l'assessore, continuando a contestare le convinzioni di alcuni sindaci a partire da Crocetta e dal sindaco Marianella Tormena. Quando si parla di vasche di laminazione, no? Qualcuno dipinge scenari apocalittici, muri di cemento armato, distruzione dell'ambiente.
è stato ricordato proprio nella parte finale anche, no, spostiamo un po' d'acqua, rigagnolo, abbiamo conservato gli alberi dove si poteva. Ecco, queste sono le vasche di laminazione. Lo dico per chi per speculazione di un certo tipo a volte fa delle dichiarazioni forse poco avvedute e, ripeto, non ricordando che stiamo parlando di sicurezza dei cittadini. E purtroppo dobbiamo darvi un tragico aggiornamento per quanto riguarda le ricerche dei due giovani che, come dicevamo in apertura del nostro telegiornale, erano cercati dai vigili del fuoco, soprattutto dai carabinieri, dopo essere scomparsi nelle acque del Piave nella zona di Fagarè, perché i corpi dei due giovani, giovanissimi, sono stati trovati più a valle a Ponte di Piave poco fa. Un 14enne e un 18enne purtroppo hanno perso la vita in questo tragico pomeriggio sul Piave. Vi daremo altri aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale. C'è un'altra tragedia che è quella che si è vissuta invece ieri a Mestre. La vittima, un 25enne del Mali, a travolgerlo con la sua auto sul marciapiede il 36enne Alberto Crozzolin, originario di Roncade, era al volante sotto effetto di cocaina. Proprio da Roncade oggi si leva un grido di sdegno. A 36 anni sei un uomo fatto, non sei un ragazzo. Mentre era un ragazzo, quel giovane che è morto, 25 anni, sulla sua strada, percorreva una via protetta, perché era una pista ciclabile con dei paletti, ed è stato stroncato da una persona che era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Un fatto assolutamente inaccettabile. La velocità folle, ma soprattutto le condizioni alterate dalla droga. Se non fosse stato di domenica, la Volkswagen Polo guidata da Alberto Crozzolin, 37 anni, di Roncade, ex calciatore in terza categoria, completamente fuori controllo, avrebbe potuto travolgere decine di bambini e genitori della scuola elementare Cesare Battisti. Non ci sta Pieranna Zottarelli, sindaco di Roncade, comune in cui Crozzolin risiedeva, a parlare di disgrazia. La droga te la vai a prendere, quindi sei cosciente nel momento in cui la assumi che ti stai drogando e che ti stai mettendo in pericolo tu e soprattutto stai mettendo in pericolo delle altre persone. Questo è un fatto assolutamente inaccettabile. È stata una notizia devastante che mi è stata data ieri e che mi ha turbato tantissimo proprio per la vittima. Ci deve essere verso chi si è messo nelle condizioni di creare questa situazione la massima severità. Crozzolin, che ha anche precedenti per rapina, zizzagando, si calcola almeno a 120 km/h, ha preso diversi pali per carambolare contro Dembelo Cuele, 25 anni, di origini maliane, che in quel momento stava passando in bicicletta. Un destino atroce per il giovane dipendente di Fincantieri che avrebbe dovuto sposarsi a breve, morto praticamente sul colpo sotto gli occhi atterriti di decine di passanti e residenti in pieno pomeriggio. A rabaltare tutti questi alberetti qua e l'albero e il piccoso della luce andava forte, insomma. È uscito dalla macchina scalzo, mia moglie deve averlo visto, aveva una maglietta insanguinata, poi con un pallone cercava di giocare ma era fuori di testa e dopo è scappato. È incredibile perché il muso della macchina era rivolto in là. Se veniva da lì e si è rovesciato, il muso doveva andare in là. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. Fonti fanno sapere che tutte le carte sono già arrivate in procura. Contro Crozzolin si procederà con l'accusa di omicidio stradale. Non v'è dubbio alcuno sulla dinamica dell'incidente e gli esami tossicologici eseguiti ieri hanno confermato lo stato di alterazione dell'uomo, positivo a cocaina e cannabis. Da genitore, anche perché sono coetanei i genitori e quindi posso capire lo strazio che stanno vivendo loro e anche tutti gli altri loro congiunti, ecco. Anche per le circostanze con cui la situazione si è creata, non posso usare il termine disgrazia, perché questo è proprio un omicidio a tutti gli effetti. Aggredito e ferito con coccio di bottiglia per una rapina, vittima un 24enne operaio senegalese che ha raccontato ai carabinieri di essere stato derubato nella tarda serata di ieri a Conegliano, vicino a un locale, da un individuo che brandiva una bottiglia di vetro rotta, quella appunto ferito e rapinato del suo telefono cellulare e anche di un paio di gioielli, per poi darsi alla fuga a piedi, dileguandosi per le vie circostanti. 10 giorni di prognosi per la vittima, ci sono indagini dei carabinieri in corso, così come sono in corso le indagini per acciuffare, per bloccare la banda che ha narcotizzato e poi derubato un'anziana nella sua villa a Treviso.
Narcotizzata e derubata di oro e gioielli per un valore di 35.000 euro. La vittima è una donna di 81 anni, Maria Odilia Freitas, residente al piano terra di questa casetta in via Montello. Il furto è avvenuto in pieno giorno tra le 18 e le 21. L'anziana non si è accorta di nulla. Sì, io ho parlato con la signora perché è una nostra cliente fissa ed è venuta qui appunto a raccontarci che è stata addormentata lei e il cagnolino e da lì gli hanno rubato i suoi gioielli, da quello che mi ha detto, non credo soldi, più che altro gioielli preziosi, mi parlava anche di un brillante. Il primo a rivelare le infrazioni nella serratura della porta d'ingresso nel giardino sul retro è stato il suo inserviente, un italiano che lei ospita in casa. Appena entrato nell'abitazione l'uomo ha trovato le stanze tutte sottosopra e l'80enne con il suo cane in stato confusionale. Segno evidente che con ogni probabilità i malviventi prima di entrare avevano escogitato un metodo per narcotizzare chiunque si trovasse all'interno dell'appartamento. Il bottino racimolato è ingente, collane, bracciali e anelli che per la signora Freitas non erano semplici monili in oro. Me l'ha detto subito, non tanto, forse se le rubavano qualcos'altro era più contenta perché erano proprio gioielli di famiglia, quindi per quello che lei ci è rimasta male. Purtroppo non ci sono testimoni ed ora in quartiere c'è chi pensa si tratti di una banda ben organizzata in grado di compiere altri colpi approfittando del periodo estivo quando la città si svuota. Professionisti che non temono di trovarsi faccia a faccia con i proprietari. Sull'episodio indagano i carabinieri. Era percettore del reddito di cittadinanza, lo hanno appurato i carabinieri quando hanno arrestato un 54enne, carabinieri sempre di Treviso, un 54enne che doveva espiare 7 mesi di reclusione in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti per condanne a suo carico per i reati di truffa e ricettazioni. Gli ulteriori accertamenti saranno svolti proprio dai carabinieri in collaborazione con gli uffici dell'INPS dopo che si è attestato che l'arrestato, appunto un truffatore, risultava percettore di reddito di cittadinanza. Adesso invece il blitz della Guardia di Finanza delle Fiamme Gialle ad Altivole, in un'azienda tessile gestita da un cittadino cinese, trovate 4 tonnellate di rifiuti speciali. Gli uomini delle Fiamme Gialle e della Tenenza di Castelfranco Veneto, insieme al personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Treviso e dello Spisal dell'ASL 2, hanno sequestrato un'azienda tessile di Altivole gestita da un cittadino cinese. Grazie al controllo congiunto sono stati individuati 2 lavoratori che lavoravano in nero e sequestrato l'intero stabilimento di 400 metri quadrati, gestito in condizioni di assoluto degrado e con diversi fattori di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ci si è subito resi conto di essere davanti a una situazione particolarmente grave per quanto riguarda sia il rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti derivanti dall'attività tessile e sia per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso degli accertamenti le Fiamme Gialle hanno scoperto che all'interno del locale e nel piazzale antistante all'edificio erano stoccati ovunque pericolosi scarti della lavorazione tessile con apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si parla di circa 4 tonnellate di rifiuti rinvenute in loco. Il titolare dell'impresa non era in possesso di alcuna documentazione che giustificasse effettivamente il trattamento corretto dei rifiuti secondo la normativa vigente prevista dal testo unico ambientale. I rifiuti speciali, lo impone la legge, devono essere trattati e smaltiti avvalendosi di imprese specializzate. L'ispezione ha inoltre fatto emergere gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e della normativa antincendio. All'interno della ditta erano presenti numerosi cavi elettrici scoperti anche sopra le postazioni dei lavoratori. Le uscite di emergenza invece erano sbarrate o ostruite da scarti di produzione con grave pericolo per l'incolumità dei dipendenti. Mancava ad esempio proprio la redazione del documento di valutazione dei rischi e anche per questi motivi quindi sono state successivamente elevate le previste sanzioni. Alla luce delle gravi violazioni riscontrate, i finanzieri hanno dunque sequestrato oltre al locale e i rifiuti anche i 19 macchinari industriali presenti, i capi semilavorati e i materiali vari per la lavorazione tessile, denunciando il titolare dell'azienda alla Procura della Repubblica di Treviso.
Torniamo a parlare del Covid e dei contagi che continuano a salire sia nel Veneto che nella Marca. L'immunologo in diretta nella nostra prima edizione conferma l'aumento di contagi in estate era previsto dagli esperti. La causa qual è? Dice l'allentamento di protezioni e restrizioni. Dato quello che è successo in Portogallo, che è stata un'ottima spia del futuro, è dato il fatto che si sono allentate totalmente le misure di contenimento, questo è quanto uno si aspetta, né più né meno. Togliere le mascherine durante una pandemia, perché non è ancora finita la pandemia, non può portare ad altro. Per favore che non salti fuori che abbiamo allentato le mascherine perché il virus è più buono e cose di questo genere. Cioè, abbiamo allentato le mascherine per motivi tutt'altro che medici, perché comunque il virus c'è ancora e le misure di sicurezza che tenevamo nel passato oggi non ci sono più. Questo è quanto succede. Ricordiamoci che comunque il virus è un po' più bravo di quanto lo fosse poco tempo fa e di conseguenza avere l'infezione, non la malattia, parlo dell'infezione, non è una cosa assolutamente inattesa. In questo momento negli ospedali, nelle terapie intensive, si vedono come ricoverati soltanto le persone che non si sono vaccinate. Quindi i famosi Novax, di cui abbiamo tanto parlato, sono quelli che oggi frequentano gli ospedali, le malattie infettive, la pneumologia, la terapia intensiva. Per cui l'invito a vaccinarsi rimane sempre più forte. Sulla quarta dose le persone che hanno dei problemi di, delle comorbosità o altro ancora, o sono molto anziani, secondo me dovrebbero farla. Vi ricordo la notizia di apertura del nostro telegiornale, dunque la tragedia che si è consumata questo pomeriggio sul Piave con un 14enne e un 18enne che sono morti annegati nelle acque del Piave, si trovavano nella zona di Fagarè, di San Biagio di Callalta con alcuni amici, altri giovanissimi, per una nuotata in allegria come sempre all'inizio dell'estate. Purtroppo dalle testimonianze dei ragazzi che poi hanno chiamato i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari, hanno visto i loro amici trascinati dalla corrente e poi sparire nelle acque del fiume. Sono partite le ricerche ovviamente dei vigili del fuoco e dei carabinieri e purtroppo poco dopo sono stati trovati i corpi più a valle nella zona di Ponte di Piave. Vedremo altri aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale. Adesso qualche istante di pubblicità. Rieccoci in diretta. Parliamo di due iniziative del Comune di Treviso che sono state premiate come progetti di valore da SDA Bocconi School of Management e Gruppo Gedi con il patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione, ANCI, UPI, nell'ambito della Call Action Valore Pubblico che intende incentivare l'innovazione e la modernizzazione del settore pubblico, valorizzando le buone pratiche che permettono ai cittadini e alle imprese di avere a disposizione servizi più efficienti, inclusivi e al passo con i tempi. I progetti riconosciuti come meritevoli, li vediamo nelle immagini, sono state lo psicologo di quartiere e Inno TV. Lo psicologo di quartiere ha permesso, l'abbiamo raccontato, di mettere a disposizione dei cittadini un team di psicologi per comunicare bisogni e ricevere indicazioni e strutture di supporto appropriate in collaborazione con Ordine degli Psicologi e Centro della Famiglia. Inno TV invece è un grande laboratorio digitale permanente voluto per promuovere l'innovazione tecnologica, istituire palestre digitali e di co-working, attività di apprendimento e corsi di informatica. Anche questo progetto vedeva Treviso come capofila con Carbonera, Silea, Villorba e Roncade. Questi dunque i due premi ricevuti dal Comune di Cassugana. Dal municipio di Treviso al municipio di Santa Lucia di Piave, con una guerra tra l'ex ormai sindaco di Santa Lucia di Piave Riccardo Szumski e il nuovo sindaco Fiorenzo Fantinel. È la guerra delle bandiere. Torna sconsolato verso il suo ufficio l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, tra le mani uno scatolone che non avrebbe voluto ricevere. Sto portando a casa i gonfaloni da Serenissima e tutti i certificati che distribuivo ai nuovi nati in paese e a chi si sposava in comune. Perché se li hai portati a casa?
Perché sono stato invitato ai dipendenti su ordine del sindaco di andarveli a prendere, visto che li pagavo io. Bandiere ma anche certificati di nascita e di matrimonio che, pur non avendo alcun valore legale, per molti hanno un notevole valore territoriale. Rammento che in questi 3 anni che gli abbiamo dati nessuno, nemmeno gli stranieri, lo hanno rifiutato. Certificati e bandiere che il sindaco regalerà a chiunque ne farà richiesta, come ha già postato questa mattina sui social. L'idea che si è fatto Szumowski è di una sorta di cancellazione del suo passato da parte del nuovo sindaco, iniziando dalla bandiera sul pennone del municipio. Non è previsto dalle norme dello Stato italiano né che ci sia la bandiera della Serenissima sul pennone che avevamo messo apposta, perché sulla facciata ci sono le 3 bandiere della Regione Veneto, dell'Europa e quella italiana come previsto da legge, quindi non dava fastidio a nessuno. Poi è stata anche tolta la proiezione del Leone di San Marco che avevamo messo sulla facciata, l'idea di cancellare qualcosa, ma credo che sia un po' stupido cancellare Serenissima, insomma veniamo da lì, è parte integrante della storia di questi territori. Considerando però che sindaco vecchio e sindaco nuovo non si parlano, tutto potrebbe ridursi a delle semplici incomprensioni post campagna elettorale. Questa è una situazione un po' così, un po' singolare, devo dire. Noi abbiamo le 3 bandiere che ci vengono concesse dal nostro ordinamento, che sono la bandiera italiana, la bandiera europea e la bandiera regionale. Sono là tutte e 3. Quindi non abbiamo fatto, se non quella della Catalogna, che non ha nulla a che fare con Santa Lucia, pertanto abbiamo rimosso quella da questo punto di vista. Ecco, però a Szumowski gli avete rimandato indietro tutte le sue bandiere del Veneto e lui dice: perché me le avete rimandate indietro, potevamo tenerle qui? Io non ho dato ordine a nessun dipendente collaboratore del comune di restituire alcunché, semmai come tutti i sindaci quando vengono avvicendati possono ovviamente riprendersi del materiale anche fosse personale negli scaffali e nelle armadiature del nostro comune, questo sì. Per cui se Szumowski dicesse io lascio qui le bandiere del Veneto, lei le terrebbe dentro il municipio? Ma noi le teniamo assolutamente, sì, ci mancherebbe, siamo in un paese democratico, non abbiamo certo voglia di fare polemiche su queste questioni. Torneremo a parlare della tragedia sul Piave più tardi, adesso andiamo a Belluno. Allora parliamo dell'ultima sfida elettorale, quella del ballottaggio di Feltre. Inizia il rush finale che porterà domenica 26 dunque al voto a Feltre per scegliere tra i 2 candidati, Fusaro e Zatta. Al centrodestra il neoeletto sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, lancia l'asse con Fusaro per i progetti speciali per la montagna. Un ballottaggio senza apparentamenti perché noi siamo partiti con una coalizione alla quale vogliamo tenere fede e quindi manteniamo la nostra coalizione per andare a questo ballottaggio. Fusaro a caccia dei voti degli astenuti che a Feltre sono più di un cittadino su 2 aventi diritto. Uno dei comuni, Feltre, con la percentuale più bassa di affluenza di questa tornata elettorale, il 46,3%. La coalizione del centrodestra, forte del 47,28% di preferenze ottenuto, va avanti unita e compatta, senza dunque elemosinare alcunché. Eppure le 2 liste rimaste fuori avrebbero portato in dote un tesoretto di 688 voti. Per l'obiettivo del 26 di giugno si è deciso, conferma la candidata, di rinnovare i manifesti per spiegare tutti i punti del programma e convincere semplicemente i cittadini sulla base della bontà di questi. Riteniamo che effettivamente, non riconoscendosi un'amministrazione, si abbia un'idea diversa di città e di rinnovamento della città. Noi auspichiamo che effettivamente per una importante situazione come quella di eleggere il sindaco della propria città, le persone vogliano credere davvero di essere rappresentate da coloro i quali loro scelgono. Trasparenti e coerenti, partiamo da qui, il manifesto del centrodestra. A dirlo Oscar De Pellegrin, che oggi lancia l'asse Feltre-Belluno, più forti per avere più voci in capitolo per le progettualità della montagna. Rispedisce intanto Fusaro al mittente le accuse di non aver accettato il confronto pubblico contro lo sfidante Adis Zatta. Io non ho rifiutato alcun confronto, purtroppo questa mia settimana è veramente fittissima di impegni, ma fittissima, e quindi non ci sono neanche le disponibilità di tempo per poter affrontare. Io non ho mai rifiutato, come ho dialogato con tutti. L'avete visto al tavolo assieme a Viviana Fusaro anche il neoeletto sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, che si sta preparando in vista del primo consiglio comunale della nuova amministrazione, nel quale verranno anche svelati i nomi della sua squadra di giunta.
A una settimana dalla conclusione della partita elettorale che ha visto trionfare al primo turno il candidato della coalizione di centrodestra Oscar De Pellegrin, il sindaco neoeletto nel capoluogo è al lavoro per predisporre l'ordine del giorno del primo consiglio comunale che si terrà all'inizio di luglio e che, secondo quanto riportato da De Pellegrin, avrà come oggetto l'adempimento delle formalità istituzionali e la presentazione della nuova giunta comunale. Il consiglio comunale lo stiamo predisponendo con il segretario e sarà i primi giorni di luglio, quindi stiamo ancora predisponendo l'ordine del giorno, ma sarà in assoluto per adempiere a tutte quelle che sono le formalità di istituzione del sindaco e della giunta. Giunta la cui composizione rimane tuttora sconosciuta, nonostante De Pellegrin abbia più volte ribadito di avere ben chiari i nomi di coloro che lo supporteranno nell'amministrazione a Palazzo Rosso. Quello che finora è certo è che gli assessori saranno 9, in continuità con i numeri dell'amministrazione precedente, di cui 4 donne. Nomi che assicureranno, dice De Pellegrin, una continuità di esperienza grazie alle nomine di alcuni volti noti della politica bellunese, affiancati all'ingresso di alcune figure più giovani, preparati e motivati a spendersi in favore della città. Che sarà una giunta che continuerà a 9 come l'attuale, l'uscente, e avrà sicuramente 4 donne. Per De Pellegrin si è inoltre appena concluso il primo grosso evento pubblico che l'ha visto indossare la fascia istituzionale, il raduno degli alpini della Brigata Cadore, che ha portato nel capoluogo 5.000 persone. Il sindaco si è detto più che soddisfatto della riuscita dell'evento e pronto a replicare l'anno prossimo. Da sindaco neoeletto, da alpino, e vedere sta città a festa con le bandiere d'Italia, con questo calore che solo gli alpini sanno portare, solidarietà, aiuto agli altri, io credo che sia stato per me una giornata straordinaria, ma spero anche a tutti i cittadini. Aspettiamo il raduno Triveneto dell'anno prossimo per rendere ancora la nostra città più bella e più apprezzata. Si è tenuta oggi al Ministero dello Sviluppo Economico la riunione di presentazione dell'accordo di cessione del sito Ideal Standard di Borgo Valbelluna e del marchio Ceramica Dolomite. L'accordo prevede il trasferimento di tutti i lavoratori della nuova società e ha segnato l'inizio della nuova stagione industriale per l'azienda e i suoi lavoratori. Il lavoro di reindustrializzazione condotto dal tavolo istituzionale e costituitosi presso l'unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro, composto oltre che dalla Regione anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalle parti sindacali, dalla proprietà di Ideal Standard e dall'advisor Cernet, che nell'accordo sottoscritto il 30 maggio ha trovato pieno compimento. Adesso parliamo di possibili disagi o comunque di riflessi che ci potranno essere anche sulla viabilità nel bellunese con il Bomba Day che scatta domani a Cismon di Valbrenta per il disinnesco della bomba da 1000 libbre, l'ordigno bellico ritrovato. Verrà infatti bloccata la statale 47 Valsugana tra le province appunto di Vicenza e di Belluno. Conto alla rovescia per il Bomba Day di martedì 21 giugno a Valbrenta, in località Cismon del Grappa. Entro le 7:40 gli abitanti di Cismone e Collicello dovranno lasciare le loro case, portando con sé anche gli animali domestici. Bloccata erogazione di luce e gas, alle 8 partirà il lavoro degli artificieri per lo spolettamento dell'ordigno bellico americano da 1000 libbre della Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto in un cantiere in pieno centro del paese. Alle 6 il COC sarà allestito all'ex municipio di Valstagna, dove oltre al sindaco Luca Ferrazzoli saranno presenti anche prefetto e questore che seguiranno le operazioni molto delicate vista la tipologia della bomba e la sua collocazione. Terminata la prima parte del lavoro, l'ordigno sarà caricato su un apposito mezzo e trasportato in una cava di Rossano Veneto, dove sarà fatto brillare. Già individuati e studiati 2 percorsi possibili da Cismon a Rossano. E anche in questo caso dovrà essere garantita la massima sicurezza. Dalle 6 alle 17 saranno chiuse la statale 47 Valsugana, dal Romano Nord alla Galleria di Arsier e le parallele interne. Chiusi i sentieri, chiusa la ciclabile, vietato il sorvolo dell'area. Bloccati gli autobus che stanno sostituendo i treni causa manutenzione della rete ferroviaria. L'appello del sindaco Ferrazzoli è uno solo. No polemiche, no critiche, no ragionamenti, è il momento di ubbidire, ogni tanto nella vita capita anche questo, perché è importante che gli artificieri facciano quello che devono fare nel modo più rapido e indolore possibile.
A ring questa sera con Ferdinando Avarino, Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto, l'onorevole Diego Zardini del Partito Democratico, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia e anche un'analisi del politologo Paolo Feltrin. E poi parleremo di economia con Tommaso Ebart, giornalista e scrittore, autore del libro su Leonardo Del Vecchio. E vi ricordo anche il sondaggio che avete appena visto in onda sulla siccità, pronti a razionare l'acqua. Vi ricordo anche la tragica notizia in cui abbiamo aperto il nostro telegiornale, ovvero la morte di un 14enne e di un 18enne sul Piave a Fagarè di San Biagio di Callalta. Stavano nuotando con gli amici, purtroppo la corrente li ha trascinati via, i corpi ritrovati più a valle a Ponte di Piave. Adesso il meteo, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Martedì 21 giugno, solstizio d'estate, l'anticiclone africano domina ancora l'andamento del tempo, avremo caldo intenso e clima afoso. Nel dettaglio sul Veneto tanto sole ovunque, cielo al massimo poco nuvoloso. Possibile instabilità sui rilievi nel corso del pomeriggio con qualche temporale di calore e in serata non si escludono locali sconfinamenti anche sulla fascia pedemontana e l'alta pianura. Temperature elevate e alti tassi d'umidità, minime tra 17 e 24 gradi, massime comprese invece tra i 31 e i 36 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti occasionali rovesci nelle ore pomeridiane. Temperature minime sui 19-23 gradi, massime intorno ai 30-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento solo con qualche acquazzone a carattere sparso con il passare delle ore. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime sui 35-36 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.